Allora, ieri abbiamo preso al volo il sindaco, l'altro ieri ha avuto anche molto successo quel video, abbiamo poi dato spazio anche, anche a Lucio Tiozzo come consigliere di opposizione. Adesso questa mattina abbiamo trovato Daniele Tiozzo Brasiola, vice sindaco, e anche diverse deleghe, tra cui quella dello sport. Dello sport a che punto siamo? Perché è un'attività, diciamo, un referato che spesso se ne è parlato, spesso a volte ci sono anche delle criticità. Qual è la situazione dopo 10 mesi di amministrazione Armelau? Buongiorno Andrea, intanto. Allora, sullo sport stiamo lavorando in maniera importante, abbiamo fatto molti incontri, molti altri ne sono in programma e sinceramente c'è un cauto ottimismo, soprattutto dal punto di vista del progetto sportivo. Stiamo riallacciando rapporti che magari il tempo aveva deteriorato tra le varie associazioni per poter puntare a dei progetti sportivi più ambiziosi, soprattutto con l'obiettivo che gli atleti del nostro territorio, che numericamente sono tantissimi ma anche a livello di qualità, perché molti trofei arrivano da nostri atleti, e possano ambire a crescere nelle associazioni del territorio. I problemi strutturali li conosciamo, anche su quello ci stiamo lavorando e non intendiamo di certo tirarci indietro, sappiamo che ci vorrà del tempo per superare le molte criticità che ci sono, ma sullo sport io ho un cauto ottimismo. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della CAM, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente all'interno del territorio nazionale.